Ci sono scuole che lo fanno ormai da tempo e molte sono anche in Veneto. Parliamo della carriera alias a scuola, cioè la possibilità per gli studenti di cambiare sul registro il loro nome sostituendo quello anagrafico con uno di elezione e attivando dunque una nuova identità alias. Questa possibilità esiste già anche nella nostra regione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 21 ottobre 2022. La prima notizia del giorno riguarda la carriera alias a scuola, sì da presidi e psicologi. Questo il titolo sul Corriere del Veneto di oggi. Avanza la proposta di un regolamento per gli istituti che aiuti studenti e docenti ad affrontare il tema della transizione. Abbiamo le reazioni della politica con il sindaco di Treviso, il leghista Mario Conte, che prende le distanze. Ci sono le associazioni pro vita sulle barricate e sul Corriere del Veneto di oggi c'è anche un'intervista all'assessora regionale all'istruzione Elena Donazzan, che non è d'accordo, parla di una iniziativa sbagliata che banalizza un percorso doloroso. Elena Donazzan, già nota per le sue uscite spesso criticate dalla comunità LGBTQ+, oggi appunto si schiera contro le carriere alias a scuola. Carriere alias che però da ieri hanno l'appoggio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. La carriera alias non è un favore a qualcuno, è un atto di cultura che dobbiamo alle giovani generazioni per far vedere loro che li stiamo accompagnando come adulti. Questa la dichiarazione di Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, appunto, che è intervenuta ieri al convegno della rete Landfort Avvocatura per i diritti LGBT+. L'alias è un altrimenti, un far vedere ai ragazzi che possiamo accettare l'altrimenti della nostra vita, così ha detto. Accettarlo nelle altre persone aiuta ad accettarlo anche in noi stessi. La possibilità del cambiamento, delle difficoltà, del dolore e dell'inaspettato è nelle vite di tutti, e quando si tratta di minori e di studenti non ci si può girare dall'altra parte. C'è appunto il sì da parte di presidi oltre che degli psicologi. Abbiamo le dichiarazioni di una professoressa che dice: se avviciniamo queste richieste come un problema siamo noi a crearlo, la comunità determina come un individuo vive il percorso, che non per forza deve essere appunto problematico e doloroso. Di cosa parliamo? Lo schema del Corriere del Veneto per riassumere la questione: i ragazzi e la fluidità di genere. Le nuove generazioni non sentono il dovere di specificare di che genere sia la persona che amano e rivendicano la libertà di sentirsi appartenenti ad un genere diverso da quello di nascita. Scuole e università, la carriera alias. Per evitare che questi ragazzi si sentano a disagio, scuole e università possono adottare la carriera alias, che consente allo studente di usare un nome di elezione diverso da quello anagrafico. Ogni scuola è libera naturalmente di decidere. L'autonomia scolastica consente ad ogni istituto di decidere se e come adottare la carriera alias. Questo sta generando diversità di trattamento tra studenti. Di qui l'idea della rete Landfort, e cioè l'ipotesi del regolamento unico. La rete Landfort infatti ha presentato ieri a Treviso un'ipotesi di regolamento che consentirebbe alle scuole di adottare regole uguali per tutti. Gli adulti a scuola dicono: guai a chiedere, il problema siamo noi, non loro. Nostro è il bisogno di classificazione, non loro il solo chiedere. Nega alla radice il principio di inclusione. C'è anche questa dichiarazione sul Corriere del Veneto di oggi, appunto il punto di vista degli adulti, insomma di presidi e insegnanti tra le varie opinioni raccolte, ma c'è anche la posizione delle opposizioni in Consiglio regionale. Abbiamo sentito la contrarietà del sindaco di Treviso Mario Conte, che ha preso le distanze addirittura dall'incontro appunto sulle carriere alias. Abbiamo sentito la posizione di Elena Donazzan, assessore all'istruzione, che parla di una iniziativa sbagliata e non è d'accordo appunto, e abbiamo anche la posizione dei consiglieri regionali dell'opposizione, con Cristina Guarda, Elena Ostanella, Arturo Lorenzoni, Erika Baldin, Giacomo Possamai, Vanessa Camani, Andrea Zanoni, Anna Maria Bigon, Jonathan Montanariello e Francesca Zottis. Esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Europa Verde hanno presentato una mozione affinché negli istituti scolastici del Veneto venga promossa l'adozione di regolamenti per l'attivazione delle carriere alias. Sono sempre più frequenti i casi di studentesse e studenti che affrontano la transizione
questione di genere, hanno scritto i consiglieri regionali dell'opposizione. Coloro che vivono tale condizione provano spesso disorientamento e disagio legati non tanto alla variazione dell'identità di genere in quanto tale, ma soprattutto alla mancanza di inclusione e di riferimenti all'interno degli ambienti scolastici. Tutto questo si può cambiare. Questa la posizione delle minoranze in Consiglio regionale del Veneto. Per il momento sulla carriera alias è tutto, ma il dibattito è appena iniziato e vedremo come proseguirà nelle scuole del Veneto. Noi nel frattempo voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa con una notizia che arriva dal convegno Incontro Clima che si è tenuto ieri a Palazzo dei 300 a Treviso. La notizia sul Gazzettino di oggi: in Veneto le temperature sono salite di 1,5 gradi in 30 anni. Il mare Adriatico si è alzato di 13 cm nello stesso arco di tempo. L'ARPAV, l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, invita la politica a ripensare agricoltura e turismo in regione. È la crisi climatica, sono i cambiamenti inevitabili a cui bisognerà adattarsi. Tutto questo sta cambiando il nostro panorama, spiegano gli esperti. Gli impatti sono pesantissimi sul nostro territorio. C'è appunto il livello del mare che si alza, 13 centimetri. Non è poco, servono interventi innovativi a partire da un'accurata gestione della risorsa idrica, ma potrebbero esserci anche lati positivi, come avere la possibilità di diffondere colture diverse, dice l'ARPAV, oppure pensare ad un allungamento della stagione turistica, vista la tendenza ad avere più caldo in questa stagione e più freddo all'inizio della primavera. Bisognerà riadattarsi, insomma. Anche nella crisi climatica c'è modo di fare quattrini, questo è un po' il messaggio. Sembrerebbe. Proseguiamo perché la crisi climatica fa rima con crisi energetica e quindi caro bollette. Sul Corriere del Veneto di oggi abbiamo una notizia che segue un po' quella di ieri sull'antitrust, che sta indagando alcuni gestori, alcuni distributori di gas per le bollette che sarebbero gonfiate, o comunque per il mancato rispetto delle norme previste dall'ultimo decreto aiuti. E quindi la notizia di oggi è: luce e gas, 50.000 segnalazioni, la giungla dei contratti energetici. Dopo il faro dell'antitrust, Adiconsum, trucchetti per caricare i costi e truffe agli anziani. Doppie fatture, si segnalano doppi invii di fatture, molti anziani si confondono e pagano 2 volte. La vicenda: nei giorni scorsi la GCM, l'Agenzia Garante per la Concorrenza del Mercato, ha aperto 4 istruttorie a carico di altrettanti gestori di luce e gas, fra cui Dolomiti Energia ed Ion, che operano anche in Veneto. L'accusa è di modifiche unilaterali dei contratti e recessi anticipati, poi sostituiti con contratti meno vantaggiosi, nonostante il divieto che è stato introdotto fino ad aprile 2023 dal decreto legge aiuti bis, appunto, come dicevamo. Oggi c'è anche il numero delle segnalazioni che appunto sarebbero alla base di questa indagine dell'antitrust: 50.000 segnalazioni secondo le stime fatte da Adiconsum. Il presidente veneto Davide Cecchinato non ha dubbi, non sono meno di 50.000, di cui 10.000 nella sola Verona. Il prezzo impazzito delle bollette di luce e gas sta mandando in crisi l'intero sistema e l'asticella del lecito si alza ogni giorno di più. Insomma, le associazioni dei consumatori fanno esposti di continuo, con casi limite come quello di una signora di 82 anni di Vittorio Veneto a cui è stata sospesa l'energia elettrica senza neppure mandare l'avviso, un caso puntuale che l'antitrust ha già sanzionato. Il referente bellunese di Adiconsum dice: vediamo se a forza di altri ricorsi i gestori continueranno a fare ciò che vogliono. Insomma, questa è la situazione per quanto riguarda il caro bollette. Sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi una notizia che riguarda invece la vicenda incredibile dei medici di base a pagamento nella Marca trevigiana. La notizia è di qualche giorno fa, ne avevamo parlato nelle scorse puntate di Sveglia Veneto. Oggi c'è l'opposizione in Consiglio regionale che chiede lumi appunto su questa vicenda, sul caso dei medici di base a pagamento. Poche righe soltanto nelle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, appunto, ma una notizia davvero curiosa, perché nella riunione della Commissione Sanità
del Consiglio regionale si è parlato anche del caso deflagrato nel Trevigiano, leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi, dove sono stati aperti alcuni ambulatori di medici di base ai quali accedere tramite ticket, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi. A dir la verità, non tramite ticket, ma tramite vero e proprio pagamento di cifre basse paragonabili a quelli del ticket della sanità pubblica, ma appunto il caso riguarda proprio il fatto che si tratta di ambulatori privati. L'opposizione ha chiesto chiarezza all'assessora Manuela Lanzarin, ma la presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale ha risposto che alla Commissione non risulta nulla. Quindi una risposta assolutamente sbalorditiva. Vedremo nei prossimi giorni se dalla Regione arriveranno dei chiarimenti. Sempre in tema di sanità, dal Bellunese una notizia anche qui che avrebbe dell'incredibile, ma ormai la crisi dei servizi sociosanitari, la fuga dei medici e non solo, anche dei professionisti sociosanitari ci ha abituato a tutto. E allora leggiamo dalle pagine del Corriere del Veneto: la casa di riposo ai dipendenti, 500 euro a chi convince un amico a diventare OSS, cioè operatore sociosanitario. Un patto addirittura firmato con i sindacati per superare la carenza di personale. Questo avviene nel Bellunese, senza operatori sociosanitari, spiegano Andrea Fiocco della CGIL Funzione Pubblica e Leone Zingales della CISL Funzione Pubblica, le case di riposo sono costrette a tagliare posti letto, di conseguenza poi introitano meno rette e quindi alla fine i bilanci vanno ancora più in difficoltà. Perciò questa l'ipotesi, appunto il tentativo di dare questo incentivo. Va riconosciuto, e concludono i sindacati, l'importante impegno della struttura per andare incontro ai propri lavoratori messi a dura prova in questi anni. L'azienda si sta muovendo anche per mettere a disposizione dei neoassunti degli alloggi. Infine, l'ultima notizia di oggi sulle pagine del Gazzettino, un reportage, una vera e propria inchiesta sul calcio violento. Risse, arbitri aggrediti, gioco violento, il male oscuro del calcio minore. L'ultimo caso nel veneziano, un direttore di gara preso a pugni e sputi da 3 giocatori e un dirigente. Si parla dei dilettanti e delle giovanili, quasi ogni domenica si registrano scontri, spesso coinvolti anche i genitori. Una vera e propria escalation di tensione sui campi, negli impianti sportivi veneti. Negli ultimi giorni ne sono successe di tutti i colori, sono gli stessi giudici sportivi ad aver registrato un'escalation di episodi violenti, in particolare nelle giovanili. L'inchiesta del Gazzettino va dalla maxi squalifica di 41 mesi alla gamba spezzata da un colpo proibito, quando agonismo e rivalità degenerano. Insomma, c'è la dichiarazione del presidente della FIGC che a commento dice tutto. C'è una rabbia incredibile che esce dai binari dello sport. Giuseppe Ruzza, presidente veneto della Federazione Italiana del Gioco Calcio. Non riusciamo a comprendere cosa stia succedendo, non capiamo da cosa dipenda questo clima. Ebbene, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata, un buon fine settimana. Noi torniamo a sentirci la settimana prossima.